Ciao a tutti! Oggi vi mostro come realizzare queste casette di carta che possono essere utilizzate come segnaposto per la tavola di Pasqua o come bomboniere. Per realizzarle ci occorre cartoncino colorato, squadra, forbici, matita, colla a stick o a caldo, nastri di juta o di cotone. Prendiamo un cartoncino colorato, prendiamo il nostro modello, lo adagiamo sul cartoncino e con la matita andiamo a disegnare i bordi del nostro modello e delle finestre. Una volta che abbiamo disegnato il modello della nostra casetta, con una squadra andremo a tracciare tutte le linee che definiscono il nostro modello. Dopo aver tracciato tutte le linee otteniamo questo. Procediamo con le nostre forbici grandi a ritagliare il contorno e con le nostre forbicine piccole a ritagliare le finestre. Ecco il nostro modello che abbiamo quindi ritagliato. Adesso non dobbiamo fare altro che andare quindi a ripiegare tutte le linee che abbiamo quindi tracciato in precedenza. Una volta che abbiamo ripiegato il nostro modello con la colla a stick, procediamo ad incollare i nostri bordi. Questa è la nostra casetta. Procediamo con questo attrezzo a forare il nostro quinditetto in modo da poterla decorare con nastri di cotone e di. Questa è la casetta finita che potrà essere riempita con gli ovetti e regalata il giorno di Pasqua.